Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, un altro episodio gravissimo di violenza sessuale a Mestre dopo lo stupro della bambina undicenne. Una donna è riuscita a sfuggire al suo aguzzino dopo, sembra, 5 giorni di violenza. Andiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori e da Simone Merlo per la parte tecnica. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Come hai anticipato, a pochi giorni la brutale violenza su un undicenne a Mestre, ce n'è stata un'altra. Questa ha dei contorni diversi, una vicenda che va ancora approfondita e appurata, ma vi racconto subito quello che è successo, quello che siamo riusciti a sapere, almeno fino a questo momento. Il tutto sarebbe successo ieri qui nella palazzo dell'ex Telecom in via Carducci a Mestre, che vi sto facendo vedere. Una donna proprio ieri verso orario pranzo si è recata cioè quasi svestita, quindi seminuda, poco lontana dalla fermata dell'autobus, chiedendo aiuto. Una donna di 32 anni, era ferita, era barcollante, ha detto di essere stata rinchiusa per alcuni giorni tra le stanze abbandonate dell'ex Telecom, dell'ex palazzo Telecom, alla mercé di più persone che avrebbero abusato di lei. Subito sul posto sono giunti i carabinieri, polizia locale, il personale del 118, i sanitari hanno preso in carico la donna e gli agenti si sono subito lanciati oltre i cancelli e hanno cercato all'interno delle persone. I medici hanno confermato la violenza sessuale, quindi immediatamente è scattata la prassi che si attiva in queste circostanze con tutti i test eseguiti sulla 32enne e anche quelli tossicologici e ovviamente i tamponi indispensabili. Ma le circostanze, come vi stavo dicendo, dell'abuso sono da chiarire. La donna ha appunto i segni di questa aggressione, anche le botte, però sarebbe appunto rimasta effettivamente negli spazi dell'ex centro Telecom per circa 3 giorni, ma bisogna capire se effettivamente la persona che è stata fermata, che sarebbe di origine tunisina, la conoscesse. In realtà sembrerebbe che si conoscessero, sembrerebbero entrambi senza fissa dimora, quindi questa vicenda va chiarita. Quello che però non si mette in discussione è che ci sia stato un abuso, ci sia stata una violenza sessuale. Ora io voglio anche aggiungere una cosa, perché voi in questo momento avete visto le immagini dell'ex palazzo, ex Telecom, qui in via Carducci a Mestre, fatte da Simone Merlo, che è qui insieme a me. È un palazzo molto discusso perché spesso è stato rifugio di sbandati, di tossicodipendenti, e il comune aveva anche chiuso molte stanze, aveva creato delle barricate, erano state chiuse le porte con il cemento. Eppure vi voglio far vedere quale escamotage, se così lo possiamo definire, è stato trovato da molti di questi sbandati che trovano rifugio qui dentro, perché vedete si sono creati un ingresso, quindi ancora una volta sono riusciti ad entrare. Qui vediamo anche che ci sono bottiglie addirittura vuote buttate lì, e quindi sono riusciti ad entrare nonostante il comune abbia in qualche modo barricato tutti gli altri ingressi. Però in questo caso loro sono riusciti a entrare qui dentro, e come vedete è anche molto grande e quindi all'interno è anche facile insomma distribuirsi e disperdersi. Noi naturalmente continuiamo a monitorare, a seguire la vicenda per capire anche in base a quelli che saranno poi gli esiti degli esami clinici, ma anche delle indagini delle forze dell'ordine che si sono recate qui sul posto, per capire poi che cosa è successo e i responsabili di quello che hanno fatto a questa donna di 32 anni, quale sorte avranno. E naturalmente stiamo continuando anche a seguire e a monitorare invece la situazione del 45enne accusato dello stupro della bambina di 11 anni a Mestre, che, lo ricordo, in questo momento si trova nel carcere di Gorizia, dove vengono in un'ala apposita per i detenuti accusati di reati sessuali. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio.
Grazie molto Ilaria Marchiori e Simone Merlo. E il presidente Zaia è intervenuto su quest'ultimo episodio di violenza, ha detto ancora l'orrore di una brutale violenza a una donna con una segregazione di 5 giorni. Questo bollettino criminale, ha detto Zaia, è ormai quotidiano, ma esorto tutta la comunità civile a non assuefarsi a tali notizie e a fare sempre più squadra per tentare in tutti i modi di prevenire o impedire un delitto, collaborando in ogni modo, anche segnalando situazioni sospette alle forze dell'ordine in tutte le occasioni. Tra l'altro Zaia ha fatto i complimenti alle persone di un bar vicino che hanno subito assistito questa ragazza in fuga, e poi ovviamente ha auspicato che si metta fine a questa spirale di violenza contro le donne. Diceva Ilaria Marchiori dello stupro a Mestre di una undicenne, un fatto che Monsignor Moraglia ha definito raccapricciante. Continuano ad emergere particolari di questa terribile aggressione a una bambina di soli 11 anni e abbiamo sentito l'avvocato difensore del criminale che l'ha stuprata, l'avvocato Alessandra Nava, che ha chiesto il rito abbreviato e anche la perizia psichiatrica. Dovrò parlare con lui per vedere se chiedere un interrogatorio pubblico ministero, perché ci sono alcune cose a parer mio che adesso mi voglio ancora tenere per me, che vanno precisate, e poi voglio capire se in vista dell'udienza preliminare, dove chiederemo sicuramente un rito abbreviato al 99%, se lo dovremmo subordinare a una perizia psichiatrica, ma penso proprio di sì. Devo vedere le patologie da cui è affetto, i disturbi della personalità, eccetera, eccetera. Oltre dunque alla perizia psichiatrica, che finora non sarebbe mai stata richiesta né effettuata, il difensore di Mulas, il 45enne accusato di aver stuprato la bambina di 11 anni a Mestre, chiederà con tutta probabilità il rito abbreviato, che in caso di condanna prevede la riduzione di 1/3 della pena. Secondo gli inquirenti, il 45enne, ora nella casa circondariale di Gorizia in un'ala per detenuti colpevoli di reati sessuali, avrebbe aspettato la piccola vittima all'uscita della palestra, seguendola prima quando è salita sull'autobus, poi quando ha preso la coincidenza con il tram e infine nel breve tratto a piedi verso casa dove si è consumata la brutale violenza. Un inseguimento durato circa una quarantina di minuti. Un testimone infatti avrebbe raccontato di averlo riconosciuto dalle fotografie proprio all'esterno della palestra. Segnalazione che i carabinieri stanno cercando di verificare anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Altro aspetto da chiarire poi è se Mulas cercasse proprio lei o una ragazzina qualsiasi, magari quella a suo avviso più fragile. In passato avrebbe sempre agito seguendo il criterio della selezione casuale. Ma mentre emergono nuovi dettagli su quel tragico pomeriggio, il pensiero anche del patriarca Moraglia continua ad andare alla piccola vittima e al suo dolore. Pensando che questa ragazzina tornava semplicemente da una giornata di scuola, facendo le cose normali, abituali, in luoghi, in orari trasparenti, ecco, e quindi questa difficoltà, ecco, che notiamo soprattutto nei confronti delle donne, ma in questo caso specifico di una bambina, ecco, ci fanno molto riflettere su quello che dicevamo prima, appunto, il rispetto. Il rispetto è fondamentale a tutti i livelli, perché quando manca il rispetto allora c'è la legge del più forte, e la legge del più forte diventa la legge del lupo nei confronti degli agnelli. L'avvocato di Mulas non è l'avvocato Nava, come ho detto, ma l'avvocato Bellai. Adesso andiamo a Padova per un'altra violenza, quella di cui è accusato un kosovaro. Pare sia imminente l'espulsione, ma sentiamo in diretta Chiara Gaiani. A te, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con Andrea Benetti ci troviamo davanti alla questura di Padova perché ci sono state una serie di veloci evoluzioni sul caso del cittadino kosovaro di 36 anni accusato di stupro nei confronti di una donna poco dopo essere uscito dal carcere. La liberazione era avvenuta solo venerdì scorso, aveva appena finito di scontare una pena per reati contro il patrimonio. Che cosa è accaduto in queste ore? Ieri l'udienza per la convalidazione
del fermo compiuto dagli agenti della squadra mobile di Padova e la scarcerazione, il kosovaro infatti ha accettato di parlare con la giudice Laura Arcaro, assistito dall'avvocata trevigiana Alessandra Nava, e ha raccontato quella che è la sua verità. Ci sarebbero quindi delle incongruenze rispetto a quanto costruito, quindi la scarcerazione, ma dal carcere è passato direttamente al centro per il rimpatrio di Gorizia, perché nel frattempo la questura di Padova, il questore Marco Odorisio, ha avviato la pratica per l'espulsione, ricevendo per questo il nulla osta dal Ministero degli Interni. Quindi gli agenti dell'ufficio immigrazione l'hanno accompagnato a Gorizia. Ma ricostruiamo tutta la vicenda e sentiamo anche, l'abbiamo raggiunto al telefono, l'avvocato difensore del 36enne kosovaro nel servizio che abbiamo preparato in redazione. Poi la linea può tornare allo studio. Vive da 12 anni a Padova ed è regolare in Italia di Erbitiki il 36enne kosovaro accusato di aver sequestrato e violentato una donna dopo che solo venerdì scorso è uscito dal carcere. Arrestato dagli agenti della squadra mobile, il 36enne ieri mattina è stato scarcerato con un'ordinanza di divieto di dimora da Padova e di avvicinamento a 500 metri dalla persona offesa, ma nei suoi confronti il questore Marco Dorisio ha ottenuto dal Ministero dell'Interno il nulla osta all'allontanamento dell'uomo in vista dell'espulsione, tanto che gli agenti dell'ufficio immigrazione lo hanno condotto dal Due Palazzi, dove si trovava in stato di fermo, al centro per il rimpatrio di Gorizia. Assistito dalla penalista Alessandra Nava, il 36enne ieri mattina ha risposto alle domande del giudice raccontando il modo in cui aveva conosciuto la donna. Sono trovati bene a passare assieme la giornata, si sono incontrati più volte nel corso del venerdì, si sono sentiti telefonicamente più volte anche per lungo tempo e hanno poi concordato, si sono dati appuntamento al giorno successivo. Tutto un racconto che io ho evidenziato al giudice, mi pareva non fosse neanche confortato da quegli elementi che erano in atti, che peraltro mi lasciavano dubbiosa, laddove una persona che viene scarcerato il giorno stesso o il giorno dopo si arrischia di commettere un reato così grave, peraltro lasciando tracce di sé dappertutto. Se si fa sempre più labile l'ipotesi di una violenza per vendetta, a sostenere la denuncia della donna ci sarebbe la testimonianza di un tassista e della donna dove dormiva il 36enne. In attesa degli ulteriori approfondimenti disposti dal giudice, Bitiki adesso si trova al CPR di Gorizia, dove sarà contattato dall'avvocato che lo difende, che deve fare chiarezza sulla sua posizione amministrativa. E da più parti si chiedono provvedimenti ancora più duri nei confronti degli stupratori e di chi viene poi accusato anche di molestie contro le donne. Sentiamo adesso il sottosegretario della Giustizia Andrea Ostellari che ribadisce la richiesta della Lega per la castrazione chimica dei violentatori. Basta stupri, basta buonismo, la Lega chiede la castrazione chimica per difendere le nostre donne. È uno strumento usato in tantissimi paesi, tra cui civilissimi Francia e Germania. E ancora purtroppo violentata e picchiata dall'uomo con il quale aveva avuto una relazione, un quarantenne è stato condannato a 8 anni e 3 mesi, il doppio di quanto aveva chiesto il pubblico ministero. Qui siamo a Treviso. Una relazione malata, fatta di botte, di violenze. La vittima è un artista residente a Treviso che in un momento difficile della sua vita ha incontrato un quarantenne di San Biagio e se n'è innamorata. Il primo contatto durante l'estate. Lui, secondo la versione della vittima, l'aveva contattata sui social, poi l'incontro e l'inizio della storia. Ma ben presto gli attimi affettuosi si sono trasformati in aggressioni fino al 13 settembre 2022, quando l'uomo è entrato in casa della vittima, l'ha buttata sul letto e l'ha costretta ad avere un rapporto sessuale non consenziente. A processo per violenza sessuale il pubblico ministero Massimo De Bortoli aveva chiesto una condanna a 4 anni e 1 mese di reclusione, ma il giudice ha deciso diversamente, sentenza esemplare per lo stupratore,
più del doppio la condanna, il 40enne 8 anni e 3 mesi di reclusione. Non solo, ma dovrà risarcire la vittima in sede civile. Per il momento è stata decisa una provvisionale di 15.000 euro. Dovrà pagare anche le spese legali. L'avvocato che difende il 40enne ha già annunciato di ricorrere in appello. Una violenza che si è consumata tra le mura di casa. Portata in pronto soccorso, la donna aveva poi trovato ospitalità da un'amica per paura che lui potesse tornare. Subito dopo ha scelto di dire basta a tutto questo e lo ha denunciato. Nella sua deposizione in tribunale aveva raccontato l'incubo di quella relazione fra botte e minacce ed il dramma di quando lui è entrato in casa e l'ha violentata, lasciandole sul corpo le chimosi e i traumi delle botte. Nessuna attenuante per lo stupratore. Servizio di Daniela Sizia, ieri sera abbiamo parlato di questi episodi di violenza e in particolare della scarcerazione del kosovaro accusato a Padova di aver sequestrato e violentato una donna. Sentiamo tra gli altri ospiti, c'era anche Simonetta Rubinato. Sentiamo. Una serie di precedenti. Certo. Che sono una sfilza, tra l'altro anche su persone minori, altre, quindi è stato in galera, condannato già più di una volta, ne era appena uscito, è indagato per altri stupri, in particolare uno mi pare nel Piemonte qualche giorno fa. Sì, qui bisogna chiedersi, al di là prima della castrazione chimica di cui parla Ostellari, mettere le mani e fare un'indagine sul perché questa persona non sia stata dichiarata pericolosa dai magistrati. Cioè, applichiamo intanto le norme che ci sono, perché una persona così non doveva essere libera di scorazzare in questo modo, reiterando un reato. Certo che non è che si può buttare la chiave, mettere uno in galera e non ci esce più, ma non è neanche possibile che una pericolosità... Allora, questa era Simonetta Rubinato ieri sera a Focus. Passiamo dalle violenze ai furti, in particolare quello messo a segno l'altra notte a Spresiano, tant'è vero che il titolare del negozio in cui era avvenuta questo furto aveva deciso di dormire lì, di non lasciare il suo posto di lavoro e ieri notte un altro tentativo dello stesso ladro. Andiamo subito in diretta da Christian Arboit, oltre che una serie di furti nella zona. A te, Christian. Sì, assolutamente direttore, buongiorno anche da parte di Alberto Pivetta. Ci troviamo all'esterno della pasticceria Desiree, pasticceria che si trova a ridosso della Pontebana. Siamo nel centro di Spresiano, dove sono arrivati da poco i carabinieri che hanno appena acquisito una spranga utilizzata dai ladri, meglio sarebbe dire dal ladro che appunto questa notte, la notte scorsa, è entrato in azione. Lo stesso ladro che poi è ritornato anche alla birreria Tarvisium, già visitata la notte precedente, visita che aveva costretto il titolare Fabio Bobbio a dormire all'interno del locale. Quindi questo 2 notti fa. Questa notte invece alle 2:40 un nuovo allarme che ha tirato giù dal letto Bobbo e che abbiamo intercettato Fabio Bobbo al telefono pochi minuti fa, forse nel pomeriggio lo avremo anche a microfono. Bobbo che quindi dice: ho subito un secondo furto in 48 ore, è chiaramente scosso, chiede giustizia, ma questa è la dinamica precisa che ci dà Bobbo. E poi entriamo all'interno della pasticceria Desiree per incontrare la titolare che adesso sta conversando con i carabinieri. Fabio Bobbo, in 48 ore un nuovo colpo, un secondo colpo, è veramente una vicenda che lascia senza parole. Sì, purtroppo sì, però fortunatamente questa volta il ladro è stato preso. Si tratta sempre dello stesso, quello della sera precedente, questo è il sospetto, insomma. Sì, quasi sicuramente. Anche dall'abbigliamento sembra proprio lui. Quindi ci sono delle immagini della videosorveglianza, immagino, quindi a questo punto? Sì, sono già state fornite ai carabinieri di Villorba che le stanno controllando. Da dove sono entrati questa volta? Dalla finestrella nel lato, che adesso è stata già riparata e chiusa stamattina, è riuscito a entrare da là
Fortunatamente poi è partito l'allarme e mi hanno avvisato, io ero 1 chilometro dal locale, quindi sono riuscito a intervenire in 2 minuti e lui ha fatto in tempo a prendere il registratore di cassa e ha cercato la fuga, però si è nascosto lì dietro. Nel frattempo che stavo sorvegliando mi hanno raggiunto i carabinieri di Villorba e probabilmente a un certo punto pensava di riuscire a scapparsi. Invece fortunatamente l'abbiamo visto e i carabinieri l'hanno inseguito e sono riusciti a prenderlo. Quindi c'è stato un inseguimento, ma senta, più in generale... A piedi l'inseguimento. Un inseguimento a piedi, quindi qui in centro a Spresiano. Sì, esatto. E lei a questo punto che cosa chiede? È una vicenda veramente paradossale, che cosa chiede? Allora, sicuramente un aumento dei controlli, quello sarebbe la cosa migliore secondo me, perché sfortunatamente anche le forze dell'ordine secondo me non sono nelle condizioni opportune per vigilare, ci vorrebbe un rafforzamento sicuramente. Adesso questo soggetto, un 47... più severità. Perché questo soggetto di 47 anni sta per essere giudicato per direttissima, quindi che cosa si augura? Questo soggetto di 47 anni lo stanno per giudicare per direttissima, quindi è sottoposto a processo, che cosa si augura? Bobo. Allora, sicuramente che venga fatta giustizia e che non si ripetano più queste cose, perché comunque... penso che come tutti siamo un po' stanchi insomma, di questi personaggi. Il sopralluogo è in corso, vedete i militari dell'Arma che stanno appunto redigendo un verbale. Qui con noi c'è Daniela Franco, la ringrazio, titolare della pasticceria Desirée. Sono attimi un po' concitati, ma insomma le rubiamo proprio un minuto. Che cos'è successo quindi, Franco? Stamattina, come di consueto, verso meno 6:15 mi sono recata sul posto di lavoro e entrando mi sono accorta che c'erano vari cassetti aperti e questo. Il pasticcere, che arriva molto più, non si era neanche accorto perché entrando in laboratorio non si era neanche reso conto dell'accaduto. Abbiamo guardato se c'erano altre entrate sotto, fosse entrato magari da altre parti, era tutto chiuso. Poi a un certo punto siamo accorti che c'era una fessura nella vetrata che posteggia il giardino, che insomma si affianca al giardino, e siamo resi conto di un'impronta nella seduta dove ci sono i tavolini. E ha trovato anche una spranga. E c'è una spranga fuori di ferro. Abbiamo constatato un attimo di anni fa dell'accaduto, insomma, la cifra non era molto ingente, il valore più o meno di sui 150 euro, tutto qua insomma, e poi il serramento, insomma, dei danni al serramento. Probabilmente è lo stesso soggetto che poi ha colpito alla birreria Tarvisium, è il soggetto che forse da qualche sera sta colpendo a Spresiano. Lei che cosa si augura in questo momento, Franco? Beh, insomma, che venga arrestato, che venga una giusta anche punizione, perché non mi sembra il caso, è giusto che questo soggetto, se è lo stesso, possa insomma creare tutti questi disagi alla cittadina, insomma, cittadinanza. Già tempo addietro erano successi altri furti in paese, noi eravamo stati graziati, questa volta ci auguriamo che abbia la giusta insomma, sentenza, quello insomma, perlomeno, ma non ritrovarcelo ancora più tra i piedi. Grazie, messaggio molto chiaro. Daniela Franco, titolare della pasticceria Desirée. Per il momento è chiaramente tutto, direttore. Con Alberto Pivetta ti restituisco la linea da Spresiano. Grazie molte a Cristian Garabotti e Alberto Pivetta. Oggi in regia Francesca Pezzo e Tommaso Migotta. Restiamo sul versante dei furti perché a Conegliano i carabinieri attraverso le telecamere hanno visto un ladro acrobata in azione, sono intervenuti e l'hanno arrestato. Il carabiniere che era rimasto sopra ha iniziato a gridare che c'era una luce, che c'era qualcuno, e sono scattati sopra e hanno catturato quest'uomo. Arrestato in flagranza per furto mentre si trovava ancora all'interno del ristorante giapponese Sanshi di Viale Italia a Conegliano. In manetta è finito un 32enne senegalese, coperto dal buio. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale e con alle spalle numerosi precedenti di polizia, si è arrampicato fino a un lucernario al primo piano del locale. Noi abbiamo una parte di cartongesso fuori, ha tagliato quella parte e poi ha tolto i mattoncini
E si è ricavato lo spazio per entrare. Esatto. Il 32enne ha approfittato della sua corporatura filiforme per entrare nell'edificio attraverso la stretta apertura. L'effrazione ha fatto scattare l'allarme, i titolari sono stati subito avvisati e carabinieri e vigilanza privata sono accorsi in pochi minuti sul posto. Le porte che al piano terra danno sull'esterno erano spalancate. Il sospetto è che il senegalese le abbia sbloccate dall'interno per far entrare dei complici. Da una prima ricognizione sembrava che nel locale non ci fosse più nessuno, ma i filmati della videosorveglianza parlavano chiaro. Dalle videocamere noi abbiamo visto che c'era una persona dalla parte della cassa, quindi da questa parte, che ha svuotato la nostra cassa, però non c'erano i soldi ovviamente, perché al giorno d'oggi meglio di no. È stato il carabiniere rimasto qualche minuto in più al primo piano a scorgerlo dietro a una porta. Addosso, oltre a pochi spiccioli, 3 smartphone e un tablet in uso al ristorante per prendere le ordinazioni. Il 32enne era già stato arrestato 2 anni fa per una rapina impropria nel negozio Aumai, sempre in Viale Italia. Dopo aver rubato 2 giacconi, aveva tentato di guadagnarsi la fuga colpendo con un pugno il titolare che, avendolo scoperto, stava cercando di fermarlo. Un volto noto quindi anche tra i negozianti. A noi c'è stato un furto dei monopattini proprio qui davanti al Morgana Castle e sì, li avevamo visti anche lì. Sempre lo stesso tizio? Sì, che ci hanno rubato i 3 monopattini. Servizio Elina Paronetto. Adesso attenzione perché ci sono i vigili del fuoco impegnati in Pedemontana per una perdita di gasolio che sta mettendo in difficoltà la circolazione stradale. Si tratta di una lunga scia di carburante che parte da Bigolino nella strada provinciale 2 fino a Covolo di Pederobba. Da lì prosegue sulla provinciale 84 che da Covolo va verso Cornuda, poi a destra verso Maser fino all'incrocio di Casella d'Asolo sulla 248 Bassanese e da lì fino a Onè, quindi praticamente è un fiume di carburante. Molte le chiamate ai vigili del fuoco di automobilisti e camionisti cui veicoli slittano a causa del gasolio che è misto anche a pioggia. Sono interessati anche i tecnici comunali così come i carabinieri di Montebelluna, Valdobbiadene e Asolo e i colleghi della zona del Bassanese. E ieri sera alle 22:30 siamo a Conegliano, si è rotta la tubazione dell'acquedotto all'intersezione con l'accesso all'ospedale della città, una perdita massiccia che stava erodendo il sottofondo stradale, creando pericolosità per il manto stradale e per chi dovesse appunto passare in quel tratto. Sono intervenuti i vigili del fuoco in attesa che intervenisse la reperibilità di Piave Servizi. Le squadre sono giunte sul posto velocemente e vista la gravità del guasto hanno deciso di intervenire subito anche per creare meno disagi alla mancata erogazione. Sono 3 gli studenti di 13 anni rimasti feriti ieri pomeriggio a Piove di Sacco. I ragazzi in gita viaggiavano su un pullman che per cause in corso di accertamento ha tamponato con violenza un camion. Per i 3 ragazzi solo qualche contusione e ferite al volto. Sono in corso le indagini da parte della polizia locale di Piove di Sacco. Stava scaricando alcuni rotoli di lana di vetro l'operaio schiacciato ieri pomeriggio in una ditta di Grantorto e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova. È stato trasportato in elicottero in ospedale a Padova dove è ricoverato in condizioni critiche ma non in pericolo di vita. Il 39enne residente a Cittadella è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di mercoledì in un'azienda di Grantorto. L'operaio, dipendente di una ditta di coperture di Fontaniva, stava lavorando a terra alla sistemazione e allo scarico di alcuni materiali, tra i quali alcuni rotoli di lana di vetro sospesi ad un'altezza di 15 metri e agganciati al braccio di una gru. Cosa sia accaduto è in corso di accertamento. I rotoli di lana di vetro destinati al tetto del capannone in fase di costruzione durante una delle manovre si sono sganciati dal braccio della gru per una probabile rottura delle cinghie, investendo e schiacciando il 39enne. L'uomo è stato soccorso dai presenti ancora cosciente. Sul posto, con i sanitari del SUEM 118, i carabinieri di Gazzo Padovano e Cittadella, i vigili del fuoco e gli ispettori dello Spisal di Campo San Piero che stanno seguendo le indagini.
Servizio di Chiara Gaiani e la violenza giovanile senza tregua. Vediamo un titolo del Gazzettino, è un'inchiesta del Gazzettino che riguarda questi giovani che vanno a scuola con le borracce piene di alcol per superare la paura delle interrogazioni. L'abuso maggiore, dice un'esperta, tra le quindicenni sono il doppio dei maschi e infatti sono state denunciate dai carabinieri le minorenni responsabili della rissa in Piazza dei Signori e dell'aggressione agli agenti della polizia locale, mentre si sta cercando una terza complice. Le ragazze hanno 12 e 15 anni, per la più grande è stato disposto anche il DASPO Willy. 12 e 15 anni eppure già così avvezze a comportamenti violenti. Le protagoniste della rissa di Piazza dei Signori a Padova sono due minorenni che, nonostante la loro giovanissima età, hanno precedenti. Hanno aggredito una sedicenne senza alcun motivo, poi hanno picchiato gli agenti della polizia locale intervenuti per sedare la rissa. Queste ragazze l'hanno aggredita da dietro, l'hanno messa a terra, l'hanno picchiata con calci e pugni. E dopodiché una pattuglia della polizia locale che stava transitando in Piazza dei Signori per altri motivi è intervenuta per sedare la rissa. Chiaramente si è trovata in difficoltà e quindi ha richiesto l'intervento delle altre forze di polizia. Le due minorenni vivono a Padova, sono state denunciate per lesioni personali nei confronti della sedicenne aggredita. La più grande delle due deve rispondere anche di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nel video circolato sui social la si vede accanirsi contro la vigilessa colpendola con calci e pugni. Sono italiani ma di origini straniere. Sono ragazze che purtroppo si sono evidenziate anche per comportamenti analoghi in passato, quindi parliamo di lesioni, di rapina, di percosse. Ovviamente occorre svolgere nei confronti di queste ragazze un'attenta azione educativa che parta dalla famiglia, dai servizi di assistenza, e anche le forze di polizia devono intervenire in chiave preventiva, così come stiamo facendo nelle scuole attraverso numerosi incontri. Le due ragazze sono state identificate grazie ai filmati e alla testimonianza della vittima. Ci sarebbe però anche una terza minorenne coinvolta nella violenza, i due agenti della polizia locale che per primi erano intervenuti sabato sera in Piazza dei Signori. In quel momento l'area del centro era presidiata dalle pattuglie dei carabinieri secondo il piano di controllo coordinato del territorio. Ricevuta la richiesta di ausilio da parte della polizia locale, una nostra pattuglia del radiomobile dopo pochissimi minuti è intervenuta a dare manforte. Per la quindicenne è stato disposto anche il DASPO Willy della durata di 3 anni col divieto di accesso all'area urbana, agli esercizi pubblici e ai locali di tutta l'area del centro di Padova. La ragazza a dicembre era stata inoltre protagonista di un altro episodio simile davanti al centro commerciale Ipercity di Albignasego, dove aveva opposto resistenza e insultato i carabinieri riprendendoli con il cellulare. Anche per quei luoghi è stato disposto il DASPO Willy di 3 anni. La quindicenne è stata denunciata alla Procura della Repubblica dei minorenni di Venezia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e diffamazione aggravata dall'utilizzo dei social network. Vediamo anche un altro fatto, un protagonista, un minorenne che ha aggredito i dipendenti di un supermercato di Tombolo. Arrestato in flagranza di reato un 17enne di Tombolo per rapina impropria e lesioni ai danni dei dipendenti di un supermercato. Ancora un minore violento, questa volta nell'Alta Padovana. Il giovane venerdì scorso era stato notato a girarsi fra gli scaffali di un supermercato con fare sospetto, attirando l'attenzione degli addetti alla sicurezza. Il 17enne, credendo di non essere visto, ha quindi rubato una bottiglia di superalcolico, nascondendola sotto la giacca, cercando poi di uscire dal negozio. Il personale però lo ha fermato. Il ragazzo ha aggredito l'addetto e una collega. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri della stazione di San Martino di Lupari che lo hanno perquisito trovando la bottiglia. Tratto in arresto, per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari dal sostituto procuratore della Repubblica di Venezia. Gli addetti del supermercato sono dovuti ricorrere alle cure mediche e sono stati dimessi con una prognosi di 7 e 5 giorni. E non mancano i cosiddetti rave party, a volte mascherati come feste di vario genere. Era comunque una festa abusiva sul Montello, con 220 ragazzi riuniti in un ex ristorante. Sono stati sorpresi dalla finanza perché bevevano
senza nessun limite, dove sono state eluse le norme anti-incendio. È stato denunciato l'organizzatore, un 19enne. Dopo aver avuto notizia attraverso il monitoraggio dei social dell'organizzazione di questo evento sulle colline del Montello, abbiamo deciso di pianificare un intervento garantendo un adeguato effetto sorpresa. Ed è una sorpresa davvero quella che le Fiamme Gialle di Treviso insieme ai Vigili del Fuoco hanno fatto ai 220 ragazzi riuniti all'ex ristorante Dametto sulla strada panoramica a Nervesa per una festa di carnevale totalmente abusiva, di cui comune ed enti preposti erano all'oscuro. A organizzarla un 19enne di Arcade che è stato denunciato alla procura per violazioni in materia di sicurezza, in particolare antincendio. Niente indicazioni delle vie di fuga, né segnaletica né estintori revisionati. I superalcolici, quelli sì, c'erano. Abbiamo trovato anche 3 casi di somministrazione a ragazzi di età inferiore ai 18 anni, per cui sono scattate le violazioni e le segnalazioni alla prefettura di Treviso. Violazioni che prevedono sanzioni fino a 2.000 euro. Non basta, al lavoro c'erano addetti al guardaroba, alla somministrazione degli alcolici, alla sicurezza e un DJ. Il tutto eludendo le norme fiscali e sul lavoro, per non parlare della SIAE. 15 euro il biglietto d'ingresso in prevendita, per un incasso, ci vuol poco a calcolarlo, di oltre 3.000 euro. Una bravata che costerà cara al 19enne che l'ha organizzata e pubblicizzata. È un giovane ragazzo che si è inventato questa festa, io spero l'abbia fatto in buona fede, voglio sperare, perché altrimenti pensare di fare queste cose qua con l'intento proprio di eludere tutte le verifiche sarebbe ancora più grave. Le feste abusive sono sempre più frequenti, territori come il Montello si prestano a raduni in contesti isolati e il Comune promette massima attenzione, lanciando un appello a cui si associa anche la Guardia di Finanza. Faccio un appello ai ragazzi, non cercate le vie brevi per fare queste feste, per raganellare qualche soldino, fate le cose fatte bene, gli uffici del Comune sono sempre disponibili per capire un attimo come devono essere fatte queste cose, per rispettare le norme, e guardate che la salute è una sola, quindi state ben attenti. Ci si può divertire rispettando le regole. Rispettando le regole, vediamo titoli del Corriere del Veneto: la tragedia della Grenfell Tower, via libera all'abbattimento di quella torre che bruciò anni fa. Ormai le famiglie delle vittime venete al sindaco di Londra hanno detto: lì vogliamo un museo, 72 alberi e 72 lapidi, ci furono 72 vittime. Il papà di Marco Gottardi, morto in quell'incendio con la fidanzata Gloria Trevisan, ha detto: finalmente buttano giù quel rudere pericolante. E poi lo psicologo che rieduca gli stupratori: per evitare le recidive servono percorsi di cura e una rete di controllo sociale. Altri suggeriscono di arrestarli e di buttare via la chiave, come abbiamo sentito dire anche dai nostri ospiti, alcuni ospiti ieri sera a Focus. Cronaca nera, anzi cronaca giudiziaria, l'omicidio di Bleda Ardeggia, qui ricorderete un minorenne che uccise a coltellate un uomo nel Trevigiano perché era finito in un giro di prostituzione minorile, dei gay che addescavano dei ragazzi giovanissimi. Il minore accusato responsabile di quell'omicidio potrebbe essere scarcerato molto presto. Aveva 17 anni quando uccise Bleda Ardeggia, lasciandolo in un boschetto a Pieve del Grappa. Presto il giovane, oggi maggiorenne, potrebbe essere scarcerato. Il suo avvocato Elisa Bertone ha reiterato la richiesta di poterlo far accogliere in una comunità. Nessuna opposizione da parte della Procura dei minorenni. Da subito potrebbe iniziare inoltre un percorso di recupero psicologico. Il 16 giugno ci sarà l'udienza e la sentenza. Fra le possibilità, quella che il giovane possa accedere alla mappa e la messa alla prova. Il delitto il 20 gennaio
del 2024. Il 39enne albanese seminudo fu trovato senza vita, accoltellato più volte. Poco distante il corpo, la macchina della vittima. Dell'assassino nessuna traccia. Le indagini dei carabinieri avevano poi svelato la verità. A colpire più volte l'uomo, il minore, fuggito dal luogo dell'omicidio, identificato e rintracciato diversi giorni dopo. I due si conoscevano. Quel sabato pomeriggio si erano incontrati a Paderno del Grappa, poi insieme nell'auto della vittima avevano raggiunto quel boschetto, un luogo appartato frequentato dalle coppie. Quello che Dedia non sapeva era che il ragazzo era andato armato di un coltello. L'aggressione e le pugnalate mortali sferrate anche alla schiena. Il ragazzo, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, è stato sottoposto anche ad una perizia psichiatrica che ha stabilito che il giovane fosse capace di intendere, ma con una capacità di volere scemata. A giugno la sentenza del processo, che si svolge con rito abbreviato. Il 60enne è stato assolto perché incapace di intendere e di volere aveva ucciso a coltellate l'anziana mamma a Conegliano, e quindi l'uomo resterà in un centro di salute mentale a Verona. Non è imputabile, gravemente affetto da una forma di schizofrenia paranoide. Per questo Ippolito Zandegiacomo è stato assolto dall'accusa di omicidio volontario. Si trova e rimarrà presso la REMS di Nogara, il centro di salute mentale per autori di reati. Ogni 10 anni la sua situazione psichica verrà rivalutata. Si chiude così il terribile capitolo dell'efferato delitto avvenuto a Conegliano il 24 ottobre 2022, quando il 60enne uccise barbaramente con 20 coltellate la madre, Maria Luisa Bazzo, 87 anni, e squartò il gatto. L'uomo, nella sua follia, aveva spiegato ai magistrati che sentiva delle voci che gli ordinavano di fare delle cose. A chiamare i carabinieri quel terribile giorno lo stesso Zandegiacomo. Una volta sul posto, nell'appartamento al terzo piano di una palazzina al civico 105 di via Einaudi, i militari dell'Arma trovarono la porta sbarrata e il 60enne che minacciava il suicidio. Quando riuscirono ad entrare, si trovarono di fronte ad una scena drammatica. In una stanza, il corpo della madre, la gola tagliata, le mani quasi mozzate. Una voce mi ha guidato ad uccidere mia madre. Non volevo farlo perché le volevo bene. Non so cosa mi sia successo perché lei era il mio punto di riferimento. Furono queste le prime parole dette dopo aver massacrato l'anziana madre. Arrestato 2 mesi dopo in carcere, tentò di togliersi la vita tagliandosi con il coperchio di una scatoletta di tonno. Fu salvato in extremis. La pubblica accusa e difesa hanno concordato sul fatto che Zandegiacomo, in base alle perizie, rimane socialmente pericoloso. Per questo motivo il pubblico ministero per Munian ha chiesto che l'imputato rimanga a REMS di Nogara, una richiesta alla quale si è associata anche la difesa rappresentata dall'avvocato Danilo Riponti. Ora è arrivata la sentenza della Corte d'Assise, assolto per infermità mentale. Servizio di Daniela Sizia, vediamo la prima pagina dell'Arena di Verona, il giornale di Vicenza, questo è il giornale di Vicenza, uno scippatore seriale in bici, l'appello di una derubata, nel cellulare le foto di mio marito che non c'è più. Camion spurgo, qui siamo a Bressanvido, sbanda dopo l'incidente e travolge un'auto, ferita una donna. Poi verso Vicenza Triestina l'allenatore Vecchi dice: noi ci crediamo finché la matematica non ci condannerà ai play-off, e questa è la serie C. Adesso andiamo in Val Brenta perché c'è un'ottima notizia e esulta tutta la Val Brenta perché la Regione del Veneto ha detto di no alla centralina sul fiume. Andiamo in diretta da Monica Smiderle con Alessandro Costacurta per la parte tecnica. A te Monica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Piove a dirotto oggi in Val Brenta, ma in realtà su questa vallata oggi splende il sole. Il tema è quello, come dicevi, della centralina idroelettrica che doveva nascere in località San Gaetano, dunque poco più a nord del centro di Vastagna. È arrivato il no da parte della Regione del Veneto che
che ha recepito il parere negativo dell'autorità di bacino, ma anche il parere negativo del comune di Valbrenta. Con noi ci sono il sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli e Ivan Pontarollo, che abbiamo conosciuto insomma in questi mesi anche per la sua attività contro la realizzazione della centralina. Allora, sindaco, è arrivato questo no da parte della Regione del Veneto. Sì, per noi è un no importante, è un no che parte da motivazioni valide, perché dobbiamo ricordare che qui vige un piano di assetto territoriale intercomunale che è un po' il condensato del sentire comune di questi cittadini, e tra queste norme vi è una norma che dice basta allo sfruttamento del fiume, perché il fiume è un valore ambientale, è un valore turistico, è un valore che aggiunge valore a questo territorio, e quindi sulla scorta di questo e sulla scorta delle norme appunto vigenti nel PATI noi abbiamo dato un parere contrario, abbiamo accolto con soddisfazione il parere contrario di autorità di bacino, perché spesso anche nelle nostre programmazioni e le nostre progettazioni di interventi subiamo quelli che sono i legittimi interventi di autorità di bacino che ha come finalità la sicurezza idraulica, e sarebbe stato un paradosso che per motivi di sfruttamento del fiume fosse concesso ad altri quello che ai cittadini non è concesso. Che cosa ha rischiato il fiume, Ivan Pontarollo? Ha rischiato un impoverimento e sicuramente anche un fatto di sicurezza, perché tutti gli imbarchi venivano a mancare, tutta l'accessibilità al fiume per quanto riguarda anche i diversamente abili, i parcheggi, le manovre dei mezzi e l'attracco principale. E poi comunque l'impoverimento di un tratto di fiume che già questa valle ha dato per l'energia idroelettrica su 30 km, questo sarebbe stato l'unico tratto ancora non sfruttato. Senta, in questi anni non avete lasciato davvero nulla di intentato, è stata una dura battaglia, oggi la vallata esulta. È una battaglia che parte da lunga data, quando ancora i nostri vecchi presidenti noi gareggiavamo nelle gare di canoa, eravamo atleti, sentivamo di questa richiesta, di questa derivazione, e noi abbiamo portato avanti quello che ci hanno dato i testimoni, i nostri vecchi presidenti di club, atleti eccetera. Teniamo conto che qui abbiamo 2 centri federali nazionale della Federazione Canoa, un centro sportivo dei Carabinieri, che abbiamo vinto 3 medaglie d'oro alle Olimpiadi e una di bronzo, e portiamo centinaia e migliaia di persone sul territorio, ma non solo, anche scuole che vengono a fare di didattica qui. Non ultimo abbiamo visto anche sui vostri servizi. È una palestra importante per i vigili del fuoco, è una palestra per tutta la Regione Veneto per la protezione civile. Veniamo chiamati anche come tecnici del soccorso fluviale, dunque è stato per noi una bella soddisfazione che la Regione abbia detto no dal nostro punto di vista, ma anche dal punto di vista idraulico, perché c'è questo rischio importante a Vastagna di rischio idraulico, perché per noi la Regione ha fatto la scelta giusta anche per tutto quello che diamo noi alla Regione. Sindaco, allora abbiamo capito il valore aggiunto che deriva dalla presenza di questo fiume per questo territorio. In realtà la parola fine non è ancora scritta, c'è la possibilità eventualmente di ricorso da parte del privato, ma voi che cosa auspicate? Chiaramente che insomma la fine sia arrivata già oggi. Sì, noi siamo abituati, nel senso che sono 20 anni che impugniamo tutte le ipotesi di concessione da quella idraulica, adesso finalmente abbiamo un parere contrario su quello che è l'aspetto autorizzativo della struttura dell'edificato. Ma quello che manda questo territorio è un segnale chiaro, nel senso che non si può fare qualsiasi cosa dove si vuole, e questa è una palestra importante per tutti i motivi che ha detto Ivan, e sarebbe surreale pensare di limitare il fiume in uno dei tratti più belli e in uno dei tratti che è stato fondamentale, come diceva lui, per lo sport, per l'intrattenimento e quant'altro.
Da Vastagna, direttore, è tutto. Ringrazio gli ospiti e restituisco la linea allo studio. Grazie a te Monica Smiderle, Alessandro Costacurta, il nostro operatore. Vediamo la prima pagina dell'Arena di Verona. C'è stata un'ondata di maltempo stanotte sul Veneto, danni rilevati soltanto a Verona in realtà, danni ai tetti, ai pali della luce, gli alberi caduti su auto e cavi elettrici, soprattutto per il forte vento. Le contrade senza luce, alberi caduti e danni ai negozi, chiusi tutti i parchi cittadini per il forte vento, in arrivo schiarite, ma anche a Pasqua tempo instabile. E poi catturati 3 cinghiali a Borgo Santa Croce, usati speciali recinti mobili, erano stati avvistati molti cinghiali in zona. E torniamo alla cronaca nera, perché dopo la fase sperimentale del Carnevale a Venezia il prefetto Darco Pellos ha riproposto le zone rosse per potenziare i controlli e allontanare persone pericolose. Saranno istituite a Venezia e Terraferma, a Chioggia e a Jesolo. Per l'assessore comunale alla sicurezza Elisabetta Pesce, a Venezia sono strumenti di sicurezza molto efficaci. Le zone rosse, già sperimentate con successo durante il periodo di Carnevale, si sono dimostrati strumenti efficaci in termini di prevenzione e contrasto ai borseggi, contribuendo in maniera significativa alla tutela della sicurezza pubblica. Questi dispositivi saranno fondamentali anche nei prossimi giorni, in concomitanza con un calendario festivo che prevede un notevole flusso di persone in città. Il provvedimento si inserisce inoltre nelle giornate in cui è attivo il contributo di accesso nel centro storico, durante le quali saranno impiegati operatori del comune, controllori e un significativo numero di agenti di polizia locale. E la lotta alla prostituzione per le strade di Vicenza, tantissime lucciole di sera, soprattutto lungo Viale San Lazzaro. Il sindaco Possamai ha firmato un'ordinanza che vieta alle prostitute di appartarsi nei veicoli lungo le strade comunali. Saranno multati anche i clienti trovati con persone già sanzionate. Contrastare il degrado derivato dallo sfruttamento della prostituzione su strada. Il Comune vara un'ordinanza che vieta di appartarsi in auto, camper e caravan. Un nuovo strumento che ora permette alle forze dell'ordine di sanzionare non solo chi si prostituisce all'interno dei veicoli in luogo pubblico, ma anche chi viene trovato insieme a persone già sanzionate in passato. Un giro di vite alle norme del regolamento già esistente, voluto dal sindaco Giacomo Possamai per frenare il fenomeno in città e soprattutto per la zona est tra Viale Verona e Viale San Lazzaro. E da tantissimi anni Viale San Lazzaro, Viale Verona c'è attività di prostituzione, è molto calata negli anni, perché 15-20 anni fa ce n'erano molti di più, è cambiata come in tutte le altre città, perché da quando esiste l'online anche tutta l'attività di prostituzione si è spostata molto all'interno direttamente degli appartamenti, però c'è ancora una presenza e quindi su questo fronte, proprio per garantire la vivibilità del quartiere, da un lato abbiamo messo in campo dei controlli straordinari insieme alla questura. Attenzione che la prostituzione non è un reato, cioè chi fa l'attività di prostituzione non commette un reato penale, ma ci sono sanzioni amministrative all'interno del regolamento comunale e abbiamo aggiunto un'ulteriore ordinanza. Anche per le violazioni rilevate all'interno dei veicoli la sanzione è di 500 euro come quelle già previste su strada. Erano state 84 le multe lo scorso anno, 2 clienti sanzionati, mentre nei primi 3 mesi del 2025 sono già state 46 le sanzioni erogate, tutte a carico delle persone che si prostituiscono. L'ordinanza sarà in vigore fino alla fine dell'anno. C'è un problema che viene maggiormente evidenziato dai cittadini. È chiaro che noi, stando sul territorio, cercando di aumentare la nostra presenza, in questo caso in collaborazione con la polizia locale, chiaramente andando a cercare di infrenare un fenomeno
che appunto peraltro non è uno dei principali fenomeni sotto la nostra attenzione, però questo è importante per quanto riguarda l'aspetto generale del controllo del territorio. La novità è appunto questa, che rispetto al precetto che era contenuto nel regolamento di polizia, ora con questa ordinanza si va ad integrare queste violazioni anche con la possibilità di contestare infrazioni a coloro che si trovano all'interno di veicoli con una persona che era dedita già al meretricio. La politica ancora una volta bulldog marcato, morde ai polpacci avversari e anche alleati, questa volta per la questione dei transfughi della Lega, dal Carroccio passati a Fratelli d'Italia. Sentiamo la sua ultima intemerata. Sentiamo. Questa è l'Assemblea dei Veneti, è il Parlamento dei Veneti, suolo sacro. È inaccettabile quello che abbiamo visto in questi giorni. Per quanto mi riguarda, ci dovesse essere un altro passaggio dalla Lega a Fratelli d'Italia o a Forza Italia, da qui alla fine della legislatura la maggioranza muore e muore anche l'alleanza per le prossime elezioni. Tutto questo è inaccettabile. Impossibile pensare che Bulldog marcato non indossasse l'armatura per lanciare l'ultimatum a Fratelli d'Italia, a Forza Italia e ai possibili nuovi transfughi, perché l'emorragia non sembra finita, ma dopo Marco Andreoli e Silvia Rizzotto un altro salto dalla Lega farebbe traboccare il vaso. Antena 3 aveva anticipato tutto più di un mese fa con un servizio che il 14 marzo iniziava così. Uno smottamento a destra potrebbe essere imminente a Venezia e a rilevarlo idealmente sono i sismografi di Palazzo Ferrofini. Il passaggio di alcuni esponenti regionali dalle file zaiane lighiste a quelle meloniane non sarebbe solo fantapolitica. Nel veronese in pole position ci sarebbe Marco Andreoli, nella Marca trevigiana Silvia Rizzotto. I nomi di Marco Andreoli e di Silvia Rizzotto dunque erano già sul piatto, come quello di Fabiano Barbisan, che però allora negava ogni velleità. Assolutamente no. Anche perché alla mia, giovane età, 71 anni compiuti, non è che abbia tante velleità di andare sotto altri ombrelloni. Ecco. Chissà se in un mese qualcosa è cambiato. Il suo nome infatti sembra tornato in rampa di lancio per il salto. Voci sempre più insistenti lo danno molto vicino all'addio al Carroccio e non sarebbe l'ultimo. Per i maligni o i realisti trattasi della paura del dopo Zaia e della sfida all'ultimo voto con Fratelli d'Italia. Se si preannuncia un forte ridimensionamento di consiglieri leghisti nel post voto, perché non cercare fortuna altrove? Ingrati li ha chiamati lo stesso Zaia, che è tornato a invocare il vincolo di mandato. Il partito cerca di fare quadrato, Marcato evoca la fine dell'alleanza, il capogruppo Alberto Villanova rincara. Dobbiamo essere pronti a ogni scenario, attacca in una nota, sempre con la schiena dritta e senza alcuna paura. Chi pensa di indebolirci in Regione Veneto o fermare la nostra traiettoria si sbaglia. Sono mesi, continua, che aspettavamo di vedere chi per primo se ne sarebbe andato. Ora che è successo ci stringiamo attorno al nostro presidente Zaia, al nostro segretario Stefani e andiamo avanti. Nessun commento dal segretario regionale dei Meloniani Luca De Carlo, da tempo impegnato a evitare troppi strappi, ma non potrà durare a lungo. L'esito del primo duello, quello sul candidato alla presidenza per il centrodestra, è dietro l'angolo. Lo ha ricordato il sondaggio lanciato da Ring, che alla domanda su chi dovesse guidare la compagine ha visto prevalere peraltro proprio Fratelli d'Italia con il 56,5% contro il 43,5% della Lega. Suggestione o previsione poco conta, i coltelli sono ben affilati. Servizio del nostro caporedattore centrale Nicola Zanetti, ne abbiamo parlato ovviamente ieri sera a Focus, sentiamo cosa ha detto al riguardo Alberto Villanova. Direttore, sì, allora io ho chiesto ieri le dimissioni dei due consiglieri che sono usciti dal nostro gruppo, perché come ha detto bene lei sono dei presidenti di commissione grazie alla Lega, ai voti della Lega in particolar modo, e quindi troverei giusto e coerente il fatto che nel momento in cui si abbandona il partito che ti ha portato in regione e che ti ha dato questo incarico, una persona rinunciasse e riconsegnasse questo incarico. Io ieri ho parlato con il capogruppo di Fratelli d'Italia, Luca Spavanetto, ci siamo incontrati e ho ribadito questa richiesta. Oggi sui giornali stranamente ho visto che non veniva detto che io chiederò più avanti. No, io in realtà ho già chiesto ieri
a Luca Spavanetto che questi due incarichi dovrebbero ritornare nell'alveo della Lega, perché se guardiamo bene anche i rapporti di forza che ci sono oggi in Consiglio regionale, nonostante questi AD, noi abbiamo 31 consiglieri, abbiamo 31 voti sul 26 di maggioranza assoluta del Consiglio regionale. Il gruppo di Fratelli d'Italia ha 7 consiglieri adesso, e quindi non mi sembra che i rapporti di forza vengano rispettati. Io ricordo anche che l'autunno scorso abbiamo rinunciato a un incarico di prestigio come la vicepresidenza del Consiglio regionale, che era appannaggio della Lega con Nicola Finco, per darla proprio a Fratelli d'Italia come gesto distensivo, come gesto visto che c'era stato richiesto. Ora non vorrei che questo passasse come un segno di debolezza, passasse come un segno perché non va bene. Dopodiché, se Fratelli d'Italia deciderà di non ridare questi 2 incarichi alla Lega, va bene, andremo avanti, ne prenderemo atto. Non siamo qui certamente a guardare quelle che sono le careghe da riempire, ok? Però ne prenderemo atto, perché io credo che quello che è stato portato avanti negli ultimi giorni, passiamolo così con un eufemismo, non è stata un'operazione amichevole nei nostri confronti. Io ovviamente ero informatissimo di quello che stava succedendo, avevo già informato i vertici del partito da mesi, come sto monitorando quello che sta succedendo in queste settimane con altri consiglieri del mio gruppo. Così Alberto Villanova ieri sera a Focus. Andiamo in pubblicità, un paio di minuti con Francesca Pezzo e Tommaso Migotti in regia, torniamo subito. Abbiamo purtroppo dedicato la prima parte del TG a gravi fatti di violenza, lo stupro di una bambina undicenne a Mestre, oggi la fuga da un aguzzino tunisino di una donna che sarebbe stata violentata per 5 giorni e tenuta prigioniera nell'ex palazzo Telecom di Mestre, il kosovaro che avrebbe violentato per giorni una donna, insomma, e che è stato peraltro scarcerato, e quindi riprendiamo con un altro fatto grave che è quello del processo ad Eric Zorzi. Qui siamo al processo ormai, che era stato accusato di aver ucciso la moglie simulandone il suicidio, l'ex moglie in realtà. In aula l'esperto ha analizzato i suoni di quella notte registrati dal cellulare della vittima, che ha incastrato il marito proprio così. È stato un coinvolgimento postumo del marito, perché la donna è morta, ma nel cellulare erano rimaste le sue urla durante l'ultima aggressione. 26 minuti per mettere in scena il suicidio dell'ex moglie. Questo è il tempo che avrebbe impiegato Eric Zorzi la notte tra l'1 e il 2 agosto del 2023, dopo aver soffocato l'ex compagna Nicoletta Rotaru, che stava dormendo. Nella sesta udienza del processo, che vede il 42enne camionista di Abano Terme imputato per l'omicidio volontario della donna, il consulente tecnico della procura ha ricostruito quella notte attraverso i rumori registrati dal cellulare della 39enne, che aveva l'abitudine di registrare le liti violente con l'ex marito. Dopo l'urlo disperato di Nicoletta e i suoi ultimi respiri, alle 4:45 iniziano i rumori, un lasso temporale che il consulente della procura ha diviso in 10 fasi fino all'arrivo dei soccorsi alle 7 del mattino. Nei primi 26 minuti ci sono una serie di rumori descritti nel dettaglio in aula: i tonfi dei piedi di Nicoletta che cadono a terra, il trascinamento del corpo, le fasi dello smontaggio e rimontaggio della porta con la chiusura di un chiavistello dall'interno grazie al possibile utilizzo di un cordino. Nel sopralluogo, dopo il ritrovamento del corpo senza vita della donna, era stato anche individuato vicino al bagno un sacchetto con una matassa di fili di lana. Cigoli, fresature, carta vetrata, rumori precisi che perfino il consulente della difesa di Zorzi ha confermato. Le udienze del processo continueranno e nelle prossime dovrebbero essere ascoltate anche le figlie minori della coppia. Violenza senza fine, soprattutto violenza maschile nei confronti delle donne. Ormai sono troppi i femminicidi del 2025 e nella Marca trevigiana esistono centri di ascolto proprio per il recupero di uomini violenti. Sono quelli organizzati dalla cooperativa Una Casa per l'Uomo a Montebelluna. È stato un uomo che aveva chiesto spontaneamente di accedere a questo servizio
e l'aveva fatto dopo una discussione dopo aver vissuto una discussione appunto con la propria compagna, e in questa discussione c'era stato un agito violento, cioè nel senso che aveva spinto la compagna, questa aveva perso l'equilibrio ed era caduta, e lui si era reso conto, aveva immaginato la scena e aveva detto: ma se la mia compagna avesse sbattuto la testa contro il termosifone, che cosa sarebbe successo? Io non voglio più fare del male, non voglio più farmi del male. È iniziato da questa consapevolezza il percorso di un uomo autore di violenza, il primo che il dottor Ballan ha incontrato nella sua attività di counselor e operatore di cambiamento maschile, servizio realizzato dalla cooperativa sociale Una Casa per l'Uomo. Oltre alla sede centrale di Montebelluna, il centro di ascolto si avvale anche di 2 sportelli territoriali a Treviso e Conegliano. Attualmente sono 36 gli uomini seguiti, divisi in 3 gruppi, una cinquantina quelli che nel 2024 hanno affrontato il percorso di recupero della durata di un anno. Si tratta di persone che si sono rese responsabili di atti di violenza nei confronti di una donna. Se inizialmente il servizio era nato in un'ottica di prevenzione con accessi spontanei ai centri, oggi si interviene in fase di recupero su richiesta dell'avvocato difensore o del giudice dopo una sentenza. Gli operatori, un uomo e una donna, lavorano sulla sfera emotiva e sulla gestione delle emozioni. L'obiettivo è appunto quello di aiutare le persone ad assumersi la responsabilità del proprio agito. La violenza non ammette giustificazioni. Non possiamo giustificare il nostro agito violento semplicemente dando la colpa o la responsabilità a qualcun altro che non siano appunto i nostri stessi pensieri o le nostre stesse emozioni. Il cambiamento è possibile, sottolinea il dottor Ballan, fa parte della natura umana, ma per esserci è necessario che vi sia la volontà dell'uomo di uscire dalla spirale violenta. È iscritto proprio nel nostro DNA quello del cambiare. Una persona può cambiare quando viene aiutata a riflettere sulla situazione in cui si trova. Il cambiamento è possibile per chi ha voglia effettivamente di farlo. Si chiedono pene più severe, la certezza della pena, poi si scopre che in Italia ci sono anche problemi con la carenza dei tribunali. Ne sa qualcosa la Pedemontana, tutta la fascia pedemontana, che non può contare sul Tribunale di Bassano e Grappa, di cui si continua ad auspicare l'apertura, ma ormai sono passati tantissimi anni. Vediamo di dare un aggiornamento su questa vicenda. Lo schieramento ufficiale anche della Regione, oltre che dei sindaci, a favore del Tribunale della Pedemontana potrebbe segnare una svolta anche politica per la riapertura degli uffici di Via Marinali. Dopo 13 anni potrebbe essere la volta buona. Io spero di sì, da bassanese spero che veramente sia la volta buona. So benissimo che Forza Italia in un altro contesto a livello nazionale, a livello provinciale, non vede proprio di buon occhio il Tribunale di Bassano. Invece io e il mio gruppo siamo assolutamente favorevoli al Tribunale di Bassano. Questo perché? Perché poi Forza Italia è un partito estremamente liberale, quindi ognuno può esprimere la propria opinione e io e il mio gruppo l'abbiamo ben chiaramente detto. Una volta che il governo avrà formalizzato la decisione approvando il disegno di legge proposto dal ministro Carlo Nordio, servirà ancora tempo per rendere effettiva la riapertura del Tribunale, avendo certezza della copertura dei posti con nuove assunzioni tramite concorso. Il problema appunto sono i tempi. Teniamo conto che il Tribunale della Pedemontana, perché così si chiama il Tribunale, dovrebbe abbracciare 500.000 di persone, con una realtà economica di aziende estremamente importante e quindi secondo me è veramente una cosa assolutamente da fare. Hanno scelto come un simbolo una bara le associazioni dei risparmiatori che hanno dei risparmiatori truffati dalle banche popolari del Veneto, truffati e hanno presentato questo esposto al Tribunale di Padova. Risparmi e risparmiatori, ancora le crisi delle banche venete sotto i riflettori delle associazioni, stavolta di Federcontribuenti e Zelino da Onara. Ora presentano un esposto in tribunale a Padova per chiedere di fare luce sulle procedure, scegliendo una bara come simbolo. La bara è un simbolo, il simbolo della morte comunque dei risparmiatori, perché dopo 10 anni che i commissari liquidatori hanno in mano praticamente il malloppo di queste banche che sono fallite e non sono riusciti a monetizzare e a venderle,
ci viene un sospetto, per questo abbiamo fatto un esposto oggi. Noi da quella bara stiamo lavorando per la resurrezione, quindi l'immagine forte della bara sta a significare che è stato ucciso il risparmio di generazioni. L'esposto è fatto per accendere dei fari, per chiedere trasparenza sulla procedura fallimentare, perché le associazioni sostengono che finora i risparmiatori hanno visto poco o nulla. E questi soldi sono bloccati perché non sono mai state attivate le procedure per le aste degli asset delle banche. Federcontribuenti fa un esempio: un ramo d'azienda della Veneto Banca venduto, dicono, ma non ancora assegnato, e quindi con i soldi della vendita mai arrivati ai risparmiatori. Ai liquidatori di Banca Popolare di Vicenza sollecito pubblicamente di rispondere ai 334 conti che sono stati ritrovati e con 2 PEC e dal 2023 non hanno ancora risposto, conti intestati a Banca Popolare di Vicenza e a Veneto Banca, i liquidatori di Veneto Banca. Procederemo con l'esposto. Risposte chieste dunque con la formula dell'esposto alla giustizia e pronti a scendere di nuovo in piazza con i risparmiatori. Servizio di Federico Fusetti. Vediamo adesso l'alta velocità a Vicenza. C'è stato un vertice in prefettura per trovare nuovi alloggi ad una ventina di famiglie sfrattate dagli abbattimenti. Dare un alloggio agli inquilini sfrattati dagli immobili che sono destinati ad essere abbattuti per i cantieri della TAV. Incontro blindato in prefettura tra i rappresentanti di RFI e IRICAV 2, diventati proprietari degli immobili, e i rappresentanti degli inquilini, con la presenza del sindaco di Vicenza. Non è pensabile che ci siano persone che restano per strada di fronte ai lavori della TAV. Il prefetto ci sta aiutando a individuare appartamenti, luoghi dove possono essere collocate queste persone, sta coinvolgendo tutti gli attori per fare in modo che si trovi una soluzione. È chiaro che il grande tema è quello dei tempi, perché fin tanto che ci sono persone all'interno degli edifici, IRICAV non può procedere con gli abbattimenti e quindi tramite il coordinamento del prefetto si sta andando a individuare le soluzioni per poterlo fare, diciamo, entro l'estate. Nel corso dei precedenti incontri era spuntata l'ipotesi di requisire appartamenti sfitti di proprietà di enti statali o equiparati per cause di forza maggiore, per non ostacolare e rallentare l'esecuzione di un'opera pubblica strategica. Tra questi appartamenti potrebbero essere considerati anche gli alloggi ERP, a cui però la Regione dovrebbe dare autorizzazione, ma costituendo così un precedente pericoloso nei criteri di assegnazione degli alloggi pubblici. Valutata anche la possibilità di reperire sul mercato appartamenti da destinare agli sfrattati in via temporanea. Insomma, il lavoro procede su più fronti. Nel frattempo il numero degli interessati si è già progressivamente ridotto. Oggi si sta procedendo con questa mappatura, siamo tra l'altro riusciti con un lavoro di squadra a ridurre in maniera molto importante il numero di nuclei che sono ancora presenti. Ricordo che solo qualche mese fa c'erano ancora circa 80 nuclei, vi ricordate, l'abbiamo detto molte volte anche i microfoni di Rete Veneta, oggi siamo arrivati ad averne meno di 20, non è semplicissimo concludere questa mappatura perché bisogna capire, in tanti casi sono affittuari e non proprietari, quindi bisogna capire se hanno trovato una soluzione alternativa, se non l'hanno trovata, però possiamo dire che siamo arrivati a un numero che è inferiore a 20. Servizio di Daniele Garbin. Vediamo adesso una discarica abusiva che è stata scoperta dalla Guardia di Finanza nell'Alta Padovana. Sequestrata un'area di circa 2000 metri quadri adibita a discarica di rifiuti speciali, abusiva, nel comune di San Giorgio delle Pertiche, nell'Alta Padovana, dai finanzieri della compagnia di Cittadella con il supporto dell'elicottero del reparto operativo aeronavale di Venezia che, dotato di sofisticati strumenti di bordo, ha permesso di individuare un'ingente quantità di rifiuti, bombole di gas, batterie esauste, estintori, elettrodomestici, tutti rifiuti potenzialmente pericolosi per la salute che venivano gestiti senza le dovute autorizzazioni. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno quindi sequestrato l'area e denunciato il responsabile alla Procura della Repubblica di Padova per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata, oltre che ad oltraggio a pubblico ufficiale.
Servizio di Francesco Rattai. Adesso vediamo le Fiamme Gialle hanno scoperto anche a Ponte nelle Alpi una gigantesca area di oltre 2000 metri quadrati trasformata in una discarica abusiva. Vediamo. Un blitz fulmineo del nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza ha messo i sigilli a un terreno privato a Ponte nelle Alpi a ridosso di un rio affluente del Piave circondato da abitazioni. Lì, sotto la vegetazione, tonnellate di rifiuti accatastati da chissà quanto tempo, lastre in amianto, batterie al piombo, motori contaminati da oli, ma anche pneumatici, vecchi elettrodomestici, plastica, carta catramata, persino un pulmino Volkswagen d'epoca, alcune tavole da surf e paia di sci. Un mix letale di materiali pericolosi, alcuni tossici, abbandonati a pochi metri da case e corsi d'acqua. L'area è stata posta sotto sequestro il 9 aprile scorso e il sospetto è che la discarica sia stata segnalata al 117 da residenti o passanti. I proprietari del terreno, 2 pontalpini, sono stati denunciati all'autorità per reati ambientali e per il momento rischiano una contravvenzione fino a 10.000 euro perché potrebbe non finire qui. Sono in corso accertamenti sui veicoli ritrovati e soprattutto sui danni al suolo e alle falde acquifere. I tecnici dell'ARPAV sono stati chiamati a verificare la pericolosità dei rifiuti e il rischio di inquinamento dovuto al percolato e agli oli che si presume si siano infiltrati nel sottosuolo. E così l'indagine delle Fiamme Gialle potrebbe allargarsi e portare a ulteriori sviluppi. Un caso che riaccende i riflettori sull'emergenza ambientale e sul controllo del territorio. Servizio di Tiziana Bolognani, vediamo il declassamento della protezione del lupo. Si è fatto un altro passo in avanti, è arrivato il sì del Consiglio europeo. Il declassamento del grado di protezione del lupo a livello europeo ha fatto un ulteriore passo in avanti. È arrivato infatti il via libera dei rappresentanti degli Stati membri alla modifica dello status di tutela del predatore che allinea la legislazione dell'Unione Europea alla Convenzione di Berna che dal 7 marzo scorso non considera più il lupo come specie rigorosamente protetta ma semplicemente protetta. Un passo in avanti importante verso il declassamento della protezione del lupo. Il Comitato dei rappresentanti permanenti, gli ambasciatori dei vari Stati presso l'Unione Europea hanno deciso di andare in questa direzione. Adesso ci sarà un altro passaggio al Parlamento europeo, probabilmente in maggio. L'iter di abbassamento della tutela del predatore dunque va avanti. La palla passa adesso al Parlamento europeo che dovrebbe votare a maggio. Secondo quanto dichiarato dal Consiglio, l'obiettivo della modifica è offrire agli Stati membri maggiore flessibilità nella gestione delle popolazioni di lupo. Quella di oggi è una buona notizia, commenta l'europarlamentare leghista Paolo Borchia, anche se si è perso del tempo prezioso. Abbiamo un rammarico come Lega, visto che già da alcuni mesi avevamo proposto in Commissione Ambiente di arrivare a questo passo importante per le nostre montagne, per i nostri allevatori, per le nostre comunità. Ci è stato detto di no, è stato perso nel tempo, però finalmente adesso sembra che ci siamo, un passo in avanti e poi anche gli Stati di tutta Europa avranno a disposizione degli strumenti per andare a contrastare questo fenomeno che negli ultimi anni ha lasciato morte, devastazione e tanti danni sulle nostre montagne e non solo. Andiamo nel Bassanese perché la primaria Pascoli di Angarano non riaprirà. La decisione è stata presa al tavolo di confronto tra amministratori, dirigenti scolastici e rappresentanti di genitori e quartieri. Il futuro delle scuole elementari e medie di Bassano sotto i riflettori. C'è una certezza: la Pascoli non riaprirà i battenti dopo i crolli che si sono verificati nei mesi scorsi. A oggi i 150 alunni sono ospitati nel nuovo tribunale di Via Marinali. Per almeno il prossimo biennio si pensa a un trasferimento agli Scalabrini o alle Canossiane di Viale dei Martiri. Di sicuro, dichiara l'assessora Bizzotto, c'è da rivedere la situazione generale dei plessi presenti in città tra capoluogo, quartieri e frazioni. Adesso in città c'è
c'è un numero di scuole molto alto rispetto alla reale esigenza del numero dei bambini, quindi quello che sta facendo il tavolo è quello di andare a cercare di mappare laddove c'è l'esigenza di raggruppare senza l'ansia di doverlo fare dall'oggi a domani. Ci tengo a sottolineare, nel senso che non è una decisione, la decisione non sarà chiudiamo la scuola da oggi a domani, ma sarà comunque una cosa graduale, però si sta delineando una visione di futuro dove si andrà a collocare le scuole in determinati posti con necessarie, diciamo, esigenze, ovviamente le frazioni eccetera, ma anche tenendo conto poi dopo di quella che è la geografia anche dal punto di vista viabilistico, penso. E intanto, a proposito di possibili cambiamenti, abbiamo chiesto proprio ai genitori di chi frequenta la scuola Pascoli di indirizzo montessoriano che idea si sono fatti su quanto emerso dal tavolo di confronto e sull'ipotesi delle due strutture per ospitare i ragazzini e le ragazzine. Qualunque soluzione a questo punto penso che vada bene, perché anche il comune, perché la gente è tanto facile criticare, trovarsi dalla mattina alla sera con 150 bambini in mezzo alla strada non è... Io sono sicuro che valuteranno e faranno e troveranno la soluzione migliore. Per me è un po' scomoda, ma personalmente poi basta trovare una soluzione. Più che altro garantire la sicurezza. Sì, certo, vedremo cosa dicono. Rispetto alla tipologia della scuola, perché è una scuola montessoriana, c'è anche da considerare che i ragazzi non possono essere divisi. Diciamo, allora, da quello che sappiamo noi genitori, da come le nostre maestre portano avanti il progetto, è preferibile che questo non succeda. Polverone di polemiche per la revoca dell'incarico al direttore dei lavori per la piazza di Rossano Veneto. Alle critiche risponde il sindaco Marco Zonta. Io ho grande fiducia dell'operato del RUP, non da queste ultime settimane, da sempre. Quindi se il RUP è arrivato a muovere queste contestazioni, che peraltro insomma, conosco nel merito, insomma, ho motivo di credere che tutto sommato la cosa stia in piedi. A questo punto è compito appunto del direttore lavori contestare queste problematiche che sono state sollevate nei suoi confronti. La revoca dell'incarico al direttore dei lavori per la piazza di Rossano Veneto è, secondo il sindaco, una scelta tecnica della responsabile unico del procedimento. Entro il 26 aprile l'interessato ha tempo per rispondere alle osservazioni che gli sono state fatte. L'intenzione dell'amministrazione è di far procedere comunque il cantiere. L'impegno che abbiamo preso è quello comunque che i lavori della piazza non si interrompano, quindi se il direttore lavori dovesse cambiare, quando dovesse cambiare, procederemo con una nomina di un nuovo direttore lavori e i lavori proseguiranno normalmente, insomma. Ma avere una data certa per il completamento dell'opera ancora non è possibile. Sulla data, per scaramanzia, ho deciso di non sbilanciarmi più, però è effettivamente la cosa che interessa di più ai nostri cittadini. Siamo riusciti in questa settimana di Pasqua ad avere finalmente una garanzia di una riapertura seppur parziale della piazza, con 2 percorsi che permettono ai fedeli sia di entrare in chiesa accedendo appunto da via Roma o da via Bassano, piuttosto che dal parcheggio sul retro del municipio. È durissimo l'attacco dell'ex sindaco di Rossano Veneto, Morena Martini, intervenuta a Focus qualche sera fa. Vediamo. Io sono pronta. Anche domani? Anche domani. Cioè, ha già le idee chiare? Io ho già le idee chiare. Scherzi a parte, c'è questa diatriba, andiamo a ottobre o andiamo a primavera dell'anno prossimo, e quindi questo deciderà il Consiglio di Stato, mi sembra, no? E quindi noi possiamo solo, ognuno ha dei desideri in sé, il mio desiderio più grande è che cada l'amministrazione di Rossano, per esempio, e ognuno ha dei desideri, quindi lasciamo che il Consiglio di Stato faccia la propria parte e accetteremo la decisione del Consiglio di Stato. Allora andiamo in pubblicità, altri 2 minuti e poi torniamo per la chiusura. State con noi, grazie. Forse è una svolta la vicenda del sacrario dell'Aiten di Asiago, dove sono custoditi 54.000 soldati. Sentiamo.
Dal mese di maggio, stando a quanto ci è venuto a riferire il generale Rispoli, che comanda tutte le strutture che ospitano i resti dei caduti, sarà possibile accedere, quindi già dal prossimo mese il sacrario verrà riaperto al pubblico. Buone, ottime notizie arrivano direttamente dal sindaco di Asiago, che ha comunicato l'ormai prossima apertura dopo un periodo lungo, troppo lungo, di chiusura del sacrario dell'Eiten. I lavori sono già iniziati. L'esercito sta investendo 150.000 euro, quindi il Ministero della Difesa, per le manutenzioni ordinarie che servono per poter riaprire al pubblico gli spazi comuni. Credo che questo sia un grande passo in avanti, di cui va dato atto sicuramente allo sforzo che è stato fatto dalle nostre amministrazioni di sensibilizzazione, ma soprattutto dalle associazioni d'Arma. Questi lavori di manutenzione ordinaria renderanno possibile l'accessibilità del monumento e poi avranno una continuità, nel senso che nel 2026, quindi ovviamente in fase d'appalto, verrà avviato quel grande cantiere per la ristrutturazione generale dei marmi, per il rifacimento delle guaine e quindi tutte quelle opere che serviranno per la valorizzazione di questo monumento, che è una grande opera di architettura che è stata realizzata negli anni 30 e che oggi, grazie alle risorse messe a disposizione dal governo, verrà riportata al suo antico splendore. Fondamentale il lavoro portato avanti dall'amministrazione comunale per abbattere quel muro di burocrazia che ha allungato in maniera importante i tempi per l'avvio del cantiere al Sacrario, l'unico in Italia che insiste nel centro di una città turistica. Noi abbiamo fatto una grande pressione per poter far sì che i molti turisti che frequentano Asiago, i molti studenti, le molte persone che vivono nella nostra città potessero ripristinare il rapporto con questa struttura e soprattutto con gli oltre 54.000 caduti che riposano al suo interno e in questa epoca in cui dobbiamo parlare di pace più di guerra. Servizio di Vanessa Banzatto, gli ospiti di questa sera a Focus: Paolo Bonafè, Valente Chieregatto, Giuseppe Montuori, Luciano Sandonà, Nicolò Sterle, Antonella Tocchetto, Maurizio Trevisiol, Deborah Varaschin e Massimo Venturato. Appuntamento con Focus alle 21:15. Grazie a Francesca Pezza, a Tommaso Migotta in regia e buona giornata a tutti. Arrivederci.